Paola Turci e Gino Castaldo per uno spettacolo emotivo ma che racconta quasi la storia della musica, ma è una rivoluzione musicale, la rivoluzione delle donne. Beh, la rivoluzione delle donne è nata da una casualità. L'anno scorso andavamo in giro facendo uno spettacolo che si intitola Il tempo dei giganti e raccontavamo un triennio meraviglioso di cantautori, mancavano le donne. C'era solo un piccolo che sentiamo, non riusciamo perché era un racconto quello di maschi, quindi non c'era, e questa cosa però ci faceva soffrire. Poi si è aggiunta un'altra casualità. Un giorno, mentre andavamo in giro da una città all'altra, racconto a Gino, quando eravamo in macchina, racconto a Gino che io avevo ascoltato una canzone che conoscevo degli anni 60 di Mina, ma non avevo mai ascoltato davvero, me ne sono innamorata, l'ho imparata subito e gliel'ho fatta sentire in macchina con la chitarrina. Perché allora noi tuttora, no, quando giriamo lei con la chitarra, quindi in macchina succedono cose, succedono cose incredibili. Quindi lei non solo mi fa questo racconto e poi me l'ha fatta sentire proprio in macchina, ma io ho detto forse potrebbe essere l'inizio di qualcosa e da lì poi è diventato. Parole, critica e musica, si racconta un pezzo di storia. Come avete lavorato in questo senso per costruire tutto lo spettacolo? Allora, quello che abbiamo raccontato era il punto di partenza, poi da lì l'idea appunto di dedicarlo interamente alle donne, pensando al fatto che la musica è stata tutto sommato poco generosa nei confronti delle donne, perché a pensarci bene è un mondo molto maschile, se non maschilista, in alcuni aspetti lo è stato. E allora ci piaceva raccontare come le donne siano riuscite anche con i pochi mezzi a disposizione, cioè la personalità, il talento, la forza, la voglia, il desiderio, a cambiare le cose. L'hanno fatto Mina, la Vanoni e altre figure enormi che noi cerchiamo di raccontare proprio con questo filo rosso, la capacità con l'approccio, con la personalità di fare la loro rivoluzione comunque e l'hanno fatto. Parliamo di oggi. Oggi c'è rivoluzione in musica delle donne, che cosa bisogna fare per rinnovare la musica? Bisogna essere rivoluzionari in musica oppure no, secondo voi? Bella domanda, questa è una domanda dovremmo avere molto tempo, ma Che significa rivoluzionare oggi la musica? Oggi stiamo vivendo un tempo un po' strano, non voglio dire barbarico, però è un'era completamente nuova di cui non afferriamo ancora bene i contorini, è molto difficile perché è difficile anche capire fra un anno o due cosa sarà la musica, quindi dobbiamo solo stare a vedere, ma lo sforzo deve essere quello di batterci per la qualità, perché l'unica rivoluzione possibile è quella della bellezza e dobbiamo tenere, e noi cerchiamo nel nostro piccolo, no, di mantenere alta questo valore che è la bellezza della musica. Penso che sia un concetto che viene pescato dalla storia, dal passato, e cioè essere se stessi, perché l'arte si esprime con l'essere se stessi, con la propria personalità, con i propri limiti, le proprie sensibilità. Ognuno è artigiano a modo suo. Ecco, la sequenza, le sequenze, quelle fatte in ciclostile, insomma, fotocopiate, sono un danno per la musica, per l'arte in genere. Quindi ecco, ritornare un po' al bisogno di esprimere se stessi con le capacità e con i limiti. Io non ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà, ma tu l'hai capito, ho visto, eri cambiato anche tu, mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso. Oggi c'è una bellissima playlist. Qual è la donna più rivoluzionaria di tutta questo concerto, secondo voi? Qual è il personaggio più rivoluzionario che ha rivoluzionato la musica o è rivoluzionaria per qualcosa? Ma ovviamente tutte le figure che noi raccontiamo lo sono state a loro modo, è difficile fare una classifica, però mi piacerebbe, credo Paola sia d'accordo, dare un particolare risalto alla figura di Mia Martini, perché è quella che noi raccontiamo, perché è quella che
al di là dell'enormità del suo talento, ha avuto forse l'ingiustizia più grossa che potesse capitare a un artista così geniale. Quindi, no, sei d'accordo? Sono d'accordo perché la considero la più grande artista interprete femminile che l'Italia abbia mai avuto e siamo stati privati della sua grandezza proprio per queste oscenità, per una violenza che gli è stata fatta. Un consiglio da dare ai giovani e soprattutto a tutte le musiciste. Che cosa bisogna fare oggi? Oggi ci sono molto i social. In TV la musica sempre meno, più reality. Che cosa bisogna fare? Ma tu fai tutte domande. Mica è colpa nostra. No, nel senso, domande molto, molto belle, molto importanti, no? Però che cosa non facili. bisogna fare? Guarda, bisogna. Perché con la rete si diventa subito famosi, perché c'è la velocità, Sì, ma non c'è il quello professionismo. No, bisogna un po' come diceva Paola, cioè è importante, ma questo da qualche parte sta succedendo, il problema è che è tutto un po' coperto da un sistema un po' oppressivo. Bisogna riguadagnare l'autenticità, cioè bisogna essere se stessi quando si fa musica e oggi molte cose sembrano false, questo assolutamente non deve capitare, bisogna ripartire banalmente, non da qualcosa di apparentemente molto semplice, dalla verità semplice, ma oggi non così facile da raggiungere. Io sono dell'idea che tutti i mezzi che abbiamo a disposizione dobbiamo utilizzarli, anche i social, anche il digitale. Bene, torniamo sempre a quel discorso, insomma, il bene. Bisogna avere qualcosa da dire. Qualcosa da dire, se non sappiamo che cosa dire, allora è inutile, social o non social. Quello diciamo che è l'ABC, cioè alla base di tutto. Grazie mille di essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Io posso dire una cosa, allora non bisogna mai essere nostalgici, potremmo essere scambiati, non lo siamo minimamente, raccontare il passato serve solo a dare valore al presente, solo per quello eventualmente ha senso. Cos'altro aggiungere? Viva Gino, viva la musica, ciao! E non mi son serviti a niente esperienze, delusioni, e se ho promesso non lo faccio più. E ho sempre detto in ultimo, ho perso ancora, ma domani è un altro giorno, si vedrà. È uno di quei giorni che tu non hai conosciuto mai, beato te, sì, beato te. Time in Jazz, questa sera piano solo con Danilo Rea. Allora, innanzitutto che ascoltiamo è l'emozione di essere qui in Sardegna. Sì, beh, è sempre bellissimo essere qui. Poi devo dire che è un po' d'anni che vengo qui, se non sbaglio questo è il 38esimo anno. Difatti ho chiesto a Paolo Freso, gli ho detto: ma scusa, ma tu quanti anni avevi quando hai iniziato? Eri un bimbo? Ed è incredibile perché lui aveva 25 anni e a 25 anni concepire un festival che poi è diventato uno dei festival più importanti in Europa è assolutamente geniale. Questa sera che cosa ascoltiamo e che cosa aggiungi a questo festival? Oh oddio, cosa aggiungo? Insomma è difficile, insomma non sono così. La tua professionalità. Allora cerco di aggiungere emozione fondamentalmente, perché l'emozione per me è la base della mia musica, quindi cerco di trasmettere un momento di improvvisazione pura che si muove per un'ora attraverso delle melodie molto conosciute, perché io seguo, il mio principio è per far capire all'ascoltatore dove va la tua musica, dove la vai, dove improvvisi, dove va la tua improvvisazione. È molto importante che il punto iniziale sia qualcosa che l'ascoltatore conosca, che possa ricordare, in maniera tale che le suggestioni che vengono da una melodia nota poi siano trasformate in improvvisazione pura. Qual è il pubblico ideale per te? Che cosa si aspetta? Il pubblico, tu hai un pubblico di affezionati, però magari anche qui un pubblico di curiosi che magari non ti ascolta di solito, viene sì, a questo certo. concerto. Anche perché, come si conquistano nuovi pubblici? Beh, ma anche perché stasera ci sono due gruppi e quindi cioè, ci sono io e poi ci sarà un concerto di musica completamente diversa di un grande musicista del nord Europa, insomma credo che verrà molta gente che ascolta quel tipo di musica, l'elettronica, e quindi insomma
dovrò convincere anche quel tipo di ascoltatore. Infatti, in Ma questo questo, caso come diciamo funziona? che questo è stato un po' la mia vita è stata sempre così, nel senso che ho iniziato ad improvvisare sulla musica di Elton John e magari all'inizio mi diceva ma che fa questo qua? Ho dovuto convincere i critici all'inizio. Il primo disco che feci nel quale suonavo Elton John ebbe delle critiche strane perché dicevano ma questo non è jazz, e poi io l'ho fatto sull'opera lirica. E anche lì, no, anzi là andò molto bene, però insomma in ogni caso sono andato a suonare, a portarlo negli enti lirici, nei teatri lirici e là ho dovuto convincere il pubblico che se al posto del tenore sentiva un'improvvisazione su un'aria di Puccini per esempio, insomma, quindi per me è sempre stata una bella sfida, sì, una bella sfida doverosa, perché secondo me bisogna portare pubblico all'improvvisazione. L'improvvisazione è qualcosa di speciale, è qualcosa di importantissimo, che non è solo proprio del jazz, perché anche Bach, all'epoca di Bach si improvvisava, però poi è stata dimenticata poi per seguire la partitura, insomma, così come era stata scritta, però in realtà no, improvvisavano un tempo. Che cosa consiglia un giovane? Come si improvvisa, come si crea la musica del futuro, come si rinnova un po' la musica? Parlando di improvvisazione, a un giovane chiedo quando di non avere paraocchi, soprattutto di innamorarsi un po' di tutto, ma non solo di un grande musicista, altrimenti poi finisce per copiarlo e quindi non trova se stesso. E soprattutto non devono dimenticare il punto iniziale, cioè le cose, l'ingenuità e l'approccio ingenuo alla musica di quando erano giovani, prima ancora di acquisire le cognizioni musicali. Insomma, un po' come i bambini che quando dipingono alle elementari e all'asilo astratto fanno delle cose geniali e poi gli insegnano a fare la casetta e poi da quel giorno perdono la loro creatività. Il jazz è creatività, per cui insomma bisogna mantenere un'ingenuità e una curiosità come da bambini. Come da bambini. Un saluto al pubblico di Dietro le Quinte da Timing Jazz. Come li saluti e che cosa auguri al pubblico che ama il jazz? Io vi auguro di apprezzare sempre più il jazz, nel senso di portare vostri amici al jazz, perché è molto importante in un momento delicatissimo per la musica come questo, dove forse la musica sta prendendo delle derive un po'. Insomma, io ho suonato con tutti i più grandi cantautori del miei tempi, insomma dagli anni 70 in poi, e posso dire che ho imparato molto da loro, soprattutto sono cresciuto con i loro testi e con le loro canzoni. Adesso i giovani crescono, il cantautore è un po' il poeta, è un po' il vate, è un po' la persona che guida i giovani. Gli siamo andati appresso molto più dei politici, ovviamente, no? Da ragazzi. E quindi da Dylan a De André a Lucio Dalla abbiamo trovato spunti per la nostra vita, per il sociale, per le cose importanti. Ecco, adesso la musica sta prendendo una deriva un po' pericolosa, secondo me, è quella dei cantautori, eccetera, eccetera. Quindi, e non solo, insomma, per cui io portate i giovani al jazz, perché è fondamentale che loro ascoltino anche un altro modo di fare musica.